Bene, buonasera a tutti voi, benvenuti a questa serata organizzata dal Circolo Culturale Navarca. Devo dire che sono felicissimo di essere qui questa sera perché per quanto mi riguarda personalmente, ma anche tutta l'attività del Circolo Navarca su un progetto importante che ha iniziato oltre 20 anni fa. 20 anni fa siamo partiti così quasi per gioco a realizzare un primo orologio solare e da lì poi è successo che un'altra persona l'ha voluta diciamo su un'altra casa, poi da una casa siamo passati ad un'altra e da quest'altra siamo passati alla Canonica e dalla Canonica al Museo della Civiltà Contadina, insomma una cosa che non immaginavamo e piano piano a piccoli passi diciamo nell'arco di oltre 20 anni realizzando 4-5 meridiani all'anno siamo riusciti a caratterizzare questo nostro bel paese. Un paese che ormai è conosciuto non solo nella nostra regione ma anche oltre a livello nazionale ma anche all'estero, perché è un esempio forse unico che io sappia, non solo a livello europeo ma mondiale. Non c'è un paese, no, che si è caratterizzato sulle meridiane con un numero tra l'altro così elevato. Siamo arrivati a 100 meridiane presenti sulle case e anche su alcuni edifici pubblici del nostro paese di Ioannis e di Aiello. E allora non potevamo, per festeggiare diciamo, questa cifra importante, questo numero importante, ricordarlo con una pubblicazione. È una pubblicazione corposa che si sviluppa su 256 pagine, ma forse le meridiane diventano una scusa per Aiello del Friuli, perché su questa pubblicazione abbiamo presentato anche i 29 edifici storici presenti ad Aiello a Ioannis nel suo territorio. Quindi abbiamo le chiese, le ville, i mulini, la Centa, il Palazzo Frangipane, San Juan e via dicendo. E ci sono delle bellissime immagini, in totale sono circa 190 immagini fotografiche, ogni immagine ha una sua didascalia, più o meno naturalmente approfondita in funzione al tipo di edificio che viene presentato, e gli artisti che torno adesso sugli orologi solari, che abbiamo coinvolto nell'arco di oltre 20 anni, sono 63, no? E sono state fatte meridiane non solo dipinte sui muri, ma anche in ferro, ma anche in ceramica, in vetro, in legno, in creta. E praticamente abbiamo usato tutti i materiali che si potevano utilizzare perché resistesse anche questo tipo di opera artistica durevole nel tempo. Quindi ci rendiamo soddisfatti, ecco, di questo risultato e quindi pensiamo che questa pubblicazione, oltre a valorizzare questi nostri orologi solari, valorizzi in particolar modo anche il nostro paese e il nostro comune di Aiello. Qui abbiamo degli ospiti che interverranno. Io ringrazio in primis il presidente della provincia di Udine, il dottor Pietro Fontanini, e il sindaco di Aiello Andrea Bellavite, il giornalista che poi vi accennerò Paolo Medeossi, che sono con noi, e vorrei, siccome abbiamo una serata molto corposa, fare, come sempre avviene, i ringraziamenti per chi ha anche contribuito materialmente a sostenere questo progetto. Allora,
oltre al ringraziamento iniziale della provincia, che devo dire è stata vicino alle attività del Circolo della Varca da oltre 20 anni, con il supporto anche del sindaco del passato, poi assessore anche provinciale, il nostro concittadino Ennio De Corte. Ci ha aiutato a realizzare monumenti gnomonici ad Aiello, ci ha aiutato a stampare diversi libri, ci ha aiutato a fare i volantini di Aiello e Pesaris, che poi vi parlerò, e soprattutto anche ci ha aiutato con il progetto del Cammino Celeste, un cammino da Aquileia, ma con prologa da Barbana fino al Monte Lussari, a stampare anche una bella guida, a fare dei volantini, e recentemente anche sul nostro sito, tramite lo sportello della provincia, a tradurlo anche tutto il sito in lingua friulana, perché abbiamo l'inglese, il tedesco, lo sloveno, lo spagnolo, l'italiano, d'accordo, ma mancava la nostra lingua, che non è facile tradurla, e per merito proprio del presidente Fontardini da una settimana l'abbiamo inserito proprio sul sito. E quindi anche una bella, diciamo, soddisfazione sotto questo aspetto. Quindi grazie alla provincia del suo aiuto, grazie al comune che ha contribuito a sostenere questo progetto, ma anche grazie al Museo della Civiltà Contadina. Abbiamo qui il figlio Filippo del conte Michele Formentini, che poi naturalmente parleremo a riguardo del cortile, entreremo più nel dettaglio. Grazie anche alla banca BCC di Fiumicello e Aiello, non so se qui è presente qualche esponente della banca, comunque grazie alla banca BCC, al Palmanova Outlet Village, alla Dana Sport, no, che quest'anno tra l'altro inaugureremo sul loro nuovo edificio una doppia meridiana, no? Dana Sport, vedo anche la Loredana, la mamma, che è sempre ben presente alle nostre iniziative, quindi sostiene molto le iniziative, diciamo, culturali locali, ed è un piacere, insomma, vedere, diciamo, la passione anche di queste persone di Aiello. E poi abbiamo la famiglia Simeon di Ioannis, che sostiene il nostro progetto, e Carlo Bressan Brocker, no? Che tra l'altro poi avrà un suo intervento su un particolare argomento gnomonico che affronteremo. Bene, detto i ringraziamenti, poi ne farò degli altri, io direi di iniziare con i vari interventi, e per primo vorrei chiamare una poetessa friulana, Loredana D'Ambrosio di Castiglions di Strada, che lei ha composto una bellissima poesia in friulano dedicata alle meridiane di Aiello. Quindi il titolo a lei è Il País das Meridianes. Allora, da él el País das Meridianes. Al País das Meridianes, anche al tempo balant al cor, e an si ferma curioson a spielarsi intorno di loro. Al sorelli si consola quando passa per da él con la musa spalancata o platat sull'alzapiede. Duci mursa stanno in spieta, duci farelli in ben di lui, se però non si presenta, non c'è il tempo, non passa più lui. Grazie Loredana. Allora, a questo punto passiamo ad una cosa un po' particolare ma piacevole, perché quando abbiamo presentato ed inaugurato alcuni monumenti gnomonici qui ad Aiello, abbiamo voluto coinvolgere anche la nostra scuola, la nostra scuola primaria. I bambini si sono impegnati nelle classi a preparare, a dipingere dei
su un foglio delle meridiane che avevamo predisposto, a mettere anche delle volte delle piccole frasi, e il giorno dell'inaugurazione, in una bustina proprio chiusa, con dei palloni pompati ad elio, abbiamo appeso queste bustine che sono partite naturalmente lontano. Eccola qua, no? E quindi una volta sono andati verso Caorle, e quindi si sono persi poi in mare. Un'altra volta sono andati verso il nord del Friuli, e nel 2013, quando abbiamo inaugurato la meridiana posta sull'antico piedistallo che è qui presente all'inizio della via, piedistallo che sosteneva il vecchio stendardo della piazza, e questi palloncini sono andati verso la Slovenia. Allora io vorrei chiamare l'insegnante Betty Bourguignon, che chiamerà un bambino, perché è successo che proprio poche settimane fa, quindi dopo 4 anni, è ritornato indietro uno di questi disegni, no? Vuoi dire tu? Sì, grazie, buonasera a tutti. Beh, la storia che vi ha raccontato Aurelio è veramente bella e ci offrirà lo spunto per poter lavorare in classe con gli altri bambini. Quindi questo palloncino è volato in un paesino che poi ha quasi gli stessi abitanti, ho visto, di Aiello, ne ha 2600, tra Fiume e Postumia, e lì è rimasto per quasi 3 anni e mezzo, anche più. La signora poi che l'ha ritrovato è stata così gentile che ha inviato alla scuola, perché naturalmente il disegno che vedete, anzi Marco, tu che sei protagonista, vieni qui, perché è giusto che lo fai vedere tu. Marco era in prima allora, adesso in quinta. E quindi era predisposto, lui ha disegnato in quella volta una casetta che conteneva questa meridiana, e dicevo, da allora ha fatto un lungo viaggio, ha dormito sotto i sassi di un bel bosco della Slovenia, e questa signora così gentile che l'ha ritrovato ha scritto alla scuola, perché naturalmente l'indirizzo è della scuola. Nella prima lettera la signora, scusate ma mi sto dimenticando una cosa importante, la signora Fanny Misnik chiede di poter consegnare il disegno a Marco Pontel, immaginando che lui l'abbia perso. Dice di averlo trovato sulla strada di Volovie Rebert, si trova sopra Ilirska Bistrica, vicino Piuca. Si trovava sotto un mucchio di sassi e fango. Nonostante abbia passato tanto tempo sotto le intemperie, è rimasto bello, dice. Ringrazia per la consegna e augura a voi tutti tanto bene. Poi quando la seconda volta ha capito e ha saputo di questa storia, di questa inaugurazione, proprio si rivolge a Marco e dice: caro Marco, spero che tu abbia ricevuto il disegno che hai fatto volare. Sono sicura che tu sei un bambino buono e bravo, perciò ti auguro tanto successo a scuola e nella vita. Un saluto, Fanny Misnik. Quindi veramente una storia. A casa il disegno che ha inviato 4 anni fa, e io spero appunto che, visto che il palloncino ha sorvolato tanti confini, è arrivato fino lì, e quindi ha gettato, credo, un bellissimo ponte di amicizia, spero che si concretizzi, e magari volevo coinvolgere tutti i ragazzi della mia quinta per scrivere una lettera alla signora. Chissà mai che magari anche possiamo incontrarci. In fondo la Slovenia è molto vicina. Sarebbe una bellissima cosa. Penso di sì. Grazie. Chissà quale era, ma ti ricordi il colore? È difficile. Era piccolo. Bene, allora per te, Marco, ecco qua il libro nuovo che presentiamo questa sera, e anche Le ore del sole. Ci sono tante belle immagini fotografiche di meridiane con tanti bei disegni. Complimenti Marco. Grazie. Allora passiamo al canto. Invito una soprano, già conosciuta qui ad Aiello, Giulia Della Peruta, di Castiglions di Strada, è conosciuta a livello nazionale, canta
praticamente in tutti i teatri d'Italia, da Palermo a Napoli, a Torino, a Bologna, non dico altro, lascio che tu presenti la tua canzone e ci accompagnerà naturalmente durante la serata con la sua simpatia e il suo buon canto, e 2 saranno in friulano e 3 in italiano. Bene, dico solo questo. Buonasera a tutti, era molto difficile, ci avevo pensato di creare un percorso che riguardasse il tempo, ma in realtà era molto complicato farlo e alla fine abbiamo convenuto con il signor Aurelio di presentare 2 brani in friulano che l'anno scorso, quando sono venuta la prima volta qui, erano particolarmente piaciuti, e di presentare poi 3 arie, alcune delle più celebri arie per il mio repertorio, soprano lirico leggero, anche se in realtà c'è una piccola incursione, forse l'unico brano che ha nel titolo qualcosa che abbia a che fare con il tempo, un repertorio un po' diverso che però mi vede molto più complice dell'accompagnamento di Jeremy, che stasera si presterà a suonare insieme a me. Il primo brano, intervenendo dopo Loredana, non poteva che essere, siamo concittadini io e Loredana, ed è stata lei tra l'altro a presentarmi ad Aurelio, non poteva che essere un brano che lei mi chiede sempre di cantare, un brano in friulano che in genere è sempre molto caro a tutti noi friulani, Sospir dall'anima. Bene, allora ritorno come avevo iniziato al 1996 e nel 1996 ho avuto modo di conoscere una persona che desiderava approfondire di più questo discorso riguardo la Meridiane, e lo vorrei invitare, Paolo Medeossi, giornalista del Messaggero. Anche ieri ha scritto un magnifico articolo promuovendo il nostro paese, e Paolo Medeossi è un giornalista che nella sua vita è sempre andato alla ricerca delle peculiarità presenti nella nostra regione e ha portato avanti in particolar modo le farfalle, ad esempio, di Bordano, insomma, no? I Cercaluna che hanno da Chiusaforte poi si sono presentati in tutta la nostra regione, anche qui i Colonos, anche a Villa Caccia,
E quindi sei capitato anche ad Aiello. Vi devo dire che in quell'occasione io ho fatto una grande testa naturalmente sulle meridiane, abbiamo parlato fino a notte fonda. Cos'hai da tirar fuori adesso? Mamma mia, l'articolo, non di quell'epoca. Insomma, lì dopo 2 o 3 giorni è uscito un articolo per la prima volta sulle meridiane in Friuli, quindi il paese delle meridiane. Che data aveva? Vediamo, 21 agosto 1996, un bel ricordo. E da lì si è partiti, ci siamo messi d'accordo a fare numerosi articoli sulle meridiane della Carnia, sulle meridiane del Manzanese, sulle meridiane di Udine, con quella importante storica di Piazza Libertà, e sono passati tanti anni ma non ci si è fermati da allora. Io ti devo tanto ringraziare naturalmente per questo tuo impegno, ma in particolar modo vicinanza alle iniziative culturali della nostra regione, perché se non fosse per te tante cose non sarebbero nate qui in Friuli Venezia Giulia. Io ti lascerei la parola, no? Vedi tu, sta qua. Oh, grazie. Comunque era il 19 agosto, quindi me lo ricordo bene perché l'articolo uscì il 21 agosto, quindi 2 giorni dopo, perché era 2 giorni dopo. Io sono arrivato ad Aiello attraverso una giovane laureata che era impegnata lì nel museo dell'avvocato Formentini, si chiamava Katie Duljavic, che avevo incontrato in una conferenza. Sta ragazza mi avvicina e fa: ma hai mai sentito parlare delle meridiane? Quel periodo era un bel periodo fervido, come hai ricordato tu, Cercaluna, quel giovane poeta a cappello che si stava fermando, Villa Cazzo di Friedrich Ross che nasceva ai Colonos lì a Villa Caccia, poi le farfalle del sindaco Picco a Bordano. Era un periodo, gli anni 90, io sono nostalgico, un bel ricordo. Negli anni successivi, il decennio successivo, è stato l'anno dei festival, delle cose un po' più complicate, paludate, con i soliti personaggi importanti che arrivavano e che continuano ad arrivare qua in Friuli. Però quella volta lì era il periodo in cui nascevano nei paesi delle situazioni molto interessanti che poi hanno resistito, hanno durato. Siamo 21 anni dopo e siamo qui con un po' più vecchiotti, però con lo stesso entusiasmo, la stessa passione di allora. E quindi lì ho cominciato, sì, quella sera in effetti sono andato da Aurelio, era la prima volta che lo conoscevo, no? Mi ha fatto una lezione totale e sono uscito barcollando. Però onestamente io sono un conservatore, no? Non in politica ma in tutto il resto sì, quindi conservo tutto. E rileggendo sta pagina ho detto, beh, comunque ci avevo beccato certe cose, dai, avevo capito cos'era un ognomone, no? Che non era un uomo grande, era comunque quella volta lì. Poi sotto addirittura avevo messo un pezzetto in friulano sulla meridiana di Feo di Bean, che era il Feo Mizzao, adesso nessuno sa più chi è, però aveva una meridiana a Beano, e avevo fatto un pezzetto in friulano, avevo messo questa cosa qui. Le meridiane hanno 6. Tra l'altro la prima è con fotografie eccetera, è quella storica della canonica che vedete anche nella copertina del libro, che è quella col motto in greco eccetera. Quindi da lì poi ho sempre seguito, sono stati bravissimi qui Aurelio e tutti quelli che hanno collaborato con lui, i nomi ormai sono diventati, perché non è stato solamente un modo per decorare le case, per avvicinare, no, è stato un modo anche per approfondire scientificamente. Voi andate in giro, perché adesso c'è il nuovo globo, no, di Prosim, che è importante perché siete riusciti a fare quello che le altre parti non sono riuscite a fare. E poi siete saliti in Carnia, c'è questa bellissima alleanza con la Valle del Tempo, con Pesaris, e quindi sono cose importanti che richiedono una grande passione, grande competenza e poi anche la disponibilità del paese. Io continuo a ritenere, a pensare questo, che non è facile convincere le persone in un paese, dire ti faccio una meridiana sulla tua casa, sai, poi in Friuli che sono tutti attaccati alla propria casa, gelosi giustamente, no? E quindi io, siccome vi ho seguiti nelle feste del Meridiane e in tutte le altre vicende, anche nelle presentazioni dei libri, questo è un po' perché c'è stato il libro con la prefazione di Margherita, poi c'era il libro sulle prime meridiane,
E quindi avete fatto con competenza, ma anche con molto rispetto e educazione nei confronti delle persone, senza nessuna... cioè tutti hanno aderito liberamente e con convinzione a questo progetto. Adesso io chiudo velocemente, io ho già sfogliato ovviamente questo libro, che è un libro che non è una guida, perché siamo lì tra la guida, cioè, c'è della storia dentro, e comunque io ritengo che per come è stato fatto, non so quanti comuni, quanti paesi, neanche Palmanova non è una guida così, ma neanche Udine, diciamolo, perché a Udine ci sono delle guide, però fatto in questo modo in cui attraverso la fantasia vera, autentica del Meridiane, però vai a incontrare anche i luoghi storici, no? Poi alla fine ci sono dei capitoli anche riguardanti l'aspetto scientifico di come si fa una meridiana, quindi è didattico, è pedagogico. Quindi venire ad Aiello con uno strumento del genere non è una cosa importante, ma è importante per voi, ma anche per chi può far questo, ma non ci sono a livello di pubblicistica altri esempi che io qui attorno non c'è nessun altro comune o paese ha questa caratteristica ed è spiegato in questo modo. E poi c'è questo gioiello che è il cortile del Meridiano del Museo Formentini, che è assolutamente, lo dico io che non sono un esperto, però ritengo che 20 meridiani che ti spiegano cioè tutto ciò che nei secoli è stato fatto per misurare il tempo con i vari sistemi, quindi è un grande luogo dal punto di vista turistico, culturale e immagino anche per le scuole, cioè dovrebbero, no, se arriva il messaggio nelle scuole, dovrebbero mettere in movimento gli interessi, perché alla fin fine, no, dopo lo direte magari, cioè tutto quello che sta succedendo è partito dalla scuola media, no? Carlo, giusto? Quindi è un percorso che è trentennale, forse anche di più, che però è stato sempre fatto nel giusto modo, avendo gli interpreti adeguati, appassionati, per cui questa sera qui noi alla fine, cioè, non è che arriviamo a un traguardo, però arriviamo a un momento che, insomma, per quanto mi riguarda è cominciato 21 anni fa. Io vi ringrazio per avermi invitato, sono anche orgoglioso, insomma, di avere, così come cronista, come semplice cronista, aver potuto partecipare a questo che però se non c'era la vostra abilità, questo convincimento, un ritmo asburgico, insomma, no? Visto che qua i burro sono ancora di moda, possiamo dirlo, non saremmo riusciti, non si arrivava a tutto questo, e quindi dai, continuiamo con la festa allora, grazie. Grazie Paolo, mi riallaccio a quanto lui ha detto per un ringraziamento importantissimo che è rivolto a tutte le persone di Aiello, in particolar modo quelle che fino ad oggi naturalmente hanno voluto che sulla propria casa ci fosse una meridiana, ma nell'insieme poi anche tutti. Quando io ho iniziato dopo un anno e mezzo, 2 a fare questi orologi, uno stimolo particolare mi è giunto soprattutto dai bambini, dai ragazzi, perché quando percorrevo a piedi o in bicicletta la strada, notavo che questi bambini mi guardavano e mi sorridevano. Quindi ho dedotto che probabilmente a casa i genitori parlavano di queste nuove opere artistiche che nascevano sui muri delle case. E i bambini recepiscono, ma vuol dire che parlavano bene se sorridevano poi per la strada, e questo per me è stato uno stimolo naturalmente a continuare, e dopo tanti anni è anche una dimostrazione che c'è una volontà di andare avanti. Per quest'anno abbiamo 4 meridiane che inaugureremo il 28 di maggio insieme alla festa a Navarca e alla Proloco locale e al comune di Aiello faremo questa festa, ma anche per il prossimo anno ce ne sono altre 4 pronte che durante l'estate andremo a prepararle. Bene, proseguiamo con un altro canto con la nostra Giulia della Peruta e Jeremy Serravalle. Resto ancora in Friuli con il brano che forse è l'anno
creata per la festa delle donne, e forse è piaciuto di più. Uno dei primi brani che ho iniziato a cantare quando facevo la solista nel coro, ho iniziato, come tante volte succede, come tanti di noi magari cantano nel coro. Bene, bravissima. Ma ho difficoltà col microfono dopo aver sentito questa voce, mi chiedo come fa. Ecco. Allora siamo arrivati al nostro sindaco, Andrea Bellavite. Anche con Andrea Bellavite siamo amici da tantissimi anni. A quell'epoca Don Andrea, e dopo che avevo realizzato la meridiana sulla mia casa, lui si fermò e naturalmente ha detto: bellissima questa cosa, ma perché non realizziamo una meridiana anche sulla canonica? Ed è stata una bella soddisfazione realizzarla, ed è stata proprio una delle primissime meridiane di Aiello, e non per niente, come avete visto all'inizio, ma anche sulle locandine laterali, questa meridiana fa da copertina su questa nostra pubblicazione. Io lascio a te. Grazie. Buonasera a tutti. Prima parlo come sindaco e devo dire un grazie grande a nome di tutti, da Aurelio, a tutti i suoi collaboratori, al Circolo Navarca, perché con questa pubblicazione che oggi viene presentata offrono a tutti noi uno strumento formidabile per far conoscere meglio il nostro territorio.
Da quando sono tornato qui ho avuto modo di incontrare persone provenienti dalle Marche, dagli Abruzzi, dal Veneto, dal Piemonte, dalla Slovenia, ieri proprio dalla Carinzia, dal Gmund, che sono venuti qui per organizzare gite di 1 o 2 corriere a visitare il paese delle Meridiane. Al che abbiamo sempre avuto occasione poi di dire che questo, che è il paese delle Meridiane, non è solo il paese delle Meridiane, ma ci sono tante altre cose, e la pubblicazione che oggi esce va a dimostrare questo, che il paese è, sì, chiamiamolo pure il paese delle Meridiane, ma leggendo e sfogliando il bellissimo libro scopriamo che il paese è tanto altro, cominciando dalla Centa, dai luoghi protostorici, dalla natura straordinaria che circonda i nostri paesi, le chiese, i luoghi religiosi, c'è tutto. Quindi veramente un grazie grande sul quale tutti noi ci impegneremo a far sì che possa diventare uno strumento meraviglioso per aiutare le persone a venire qui a conoscere non solo le case storiche, le meridiane, ma mi permetto di dire soprattutto le persone stupende che abitano da sempre in questo territorio. Mi permetto per un attimo, adesso dopo aver fatto il ringraziamento come sindaco, proprio a nome di tutta la comunità, perché questo libro è un libro di tutta la comunità di Aiello e di Ioannis, appartiene a tutti, anche se è stato scritto da Aurelio, è anche composto con una grafica straordinaria. Mi permetto così vagamente di dire, rapidamente, di dire che è un libro bello, proprio ben fatto, ha un apparato fotografico eccezionale e ha anche delle illustrazioni bellissime di cui penso si parlerà dopo, quindi non insisto ulteriormente. Mi svesto un attimo dal sindaco per dire che io questa storia del paese delle Meridiane l'ho vista nascere, così come ho visto nascere, anzi mi onoro di essere cofondatore insieme a Gianni Buiati e ad altri del Circolo Culturale Navarca, che dopo quei tempi lontani e anche un po' difficili ha preso una strada che ha portato a realizzare tutte le belle cose che sono state realizzate successivamente. Quindi ho visto nascere il paese delle Meridiane e, come diceva Aurelio prima, ho trovato subito una disponibilità alla realizzazione della meridiana sulla canonica di Aiello. Una meridiana che a mio parere è molto significativa. Insomma, la scelta dell'immagine del logo l'abbiamo condivisa. La scelta parla del sole, quindi della luce, al centro c'è l'agnello pasquale, quindi un annuncio di vita e di risurrezione, e la scritta in greco che dice Enarche no logos, in principio era il logos, e quindi il collegamento tra il mistero dell'essere e il mistero del logos, cioè il mistero dell'infinito e dell'eterno che si comunica attraverso la luce del sole e ci porta a vivere qui su questa terra. Una meridiana quindi che condensa filosofia, teologia, cultura antica, letteratura e tutto quello che grazie ad Aurelio, quella volta anche a Carlo Bressan e a Bordignon, che aveva realizzato materialmente poi come si dice, l'intonaco, ecco, per mettersi sopra la meridiana, ecco, grazie a loro appunto abbiamo potuto realizzare con questo bellissimo messaggio. Eravamo agli inizi, come diceva Paolo Medeossi prima, dopo chi l'avrebbe mai immaginato che la strada sarebbe andata avanti fino a questo punto. E l'altra cosa che volevo dire, sempre un po' svestito dai panni, è che oltre che le meridiane che ci richiamano il senso del tempo, cioè e ci fanno riappropriare noi esseri degli anni del XXI secolo, di un tempo che ci è troppo nemico, che è troppo stretto, e invece attraverso le meridiane e la luce del sole, lo scorrere ordinario del sole, ci ritroviamo ad incontrarci con un tempo amico. Devo dire che attraverso il Circolo Navarca abbiamo valorizzato attraverso per Aiello anche il Cammino Celeste, che è invece una riscoperta dello spazio, cioè del cammino, del mettersi ad andare a piedi, e andando a piedi ritrovando la dimensione della relazione con l'altro, della relazione con la natura e della relazione con se stessi.
Quindi attraverso le meridiane e attraverso il cammino celeste Aiello propone oggi alla regione, propone all'Europa, propone al mondo un nuovo modello esistenziale che, recuperando la forza della tradizione, 4 km all'ora l'incontro con l'altro, riesce a rivivere nell'attualità, nell'oggi, valorizzando tutto ciò che la postmodernità e l'ultramodernità riescono a darci e ad offrirci. Quindi il messaggio è straordinario, le opportunità sono meravigliose e credo che per la nostra comunità quello di questa sera sia davvero un grande passo avanti. Grazie. Grazie Andrea, e torniamo al canto. Il brano che andiamo ad eseguire l'ho scelto per 2 motivi. Uno, perché adesso lo riconoscerete immediatamente, no? Di quel Summertime, è l'unico che aveva questa parolina magica sul tempo che mi poteva ricondurre al tema della serata. E poi l'ho scelto perché sono accompagnata da Jeremy. Jeremy ha attirato la vostra attenzione all'inizio improvvisando. Lui ha una formazione jazzistica diversa dalla mia. Ci troviamo molto bene però a lavorare insieme in alcune situazioni, e questa volta non potevo non cantare Summertime, che quando posso con lui è un'altra cosa sempre. And a living
Allora proseguiamo questa intensa serata. Vorrei invitare il presidente da provincia di Udine, dottor Pietro Fontanini. Allora, con le province di Udine noi infatti tagliamo tanti srubis, come dicevi all'inizio. Avevo incominciato con Marzio Strasoldo, con il professor Marzio Strasoldo, e dopo abbiamo proseguito in pratiche con le amministrazioni successive. E come dicevi, abbiamo avuto modo di realizzare con l'aiuto della provincia dei monumenti che ha no? Monumenti mnemonici, abbiamo stampato dei libri, dei volantini, abbiamo realizzato le guide, come si diceva, che ha accennato anche Andrea Bellavite, sul cammino celeste, o Troi di Aquilè, come Cristiano Romanin recentemente lo ha battuto. Domani a San Deneva sono anche i stati generali che si rivelerà proprio di queste grandi iniziative che speriamo che dal prossimo anno si anche tante più. Allora, grazie che siete venuti qui ad AEL, è la prima volta che vengo come ospite in varie iniziative, oppure sì, è già stato. No? Prego. Grazie, intanto buonasera a tutti, io sono molto contento di essere qua perché oggi mi pare che si fa la cerimonia ufficiale di questi 100 meridiani e sia ormai certificato che AEL è il paese dei meridiani. Io credo che sia una roba importante per voi, per gli ordini di questa Bieleccis, ma credo per tutto il Friuli. Vi avete fatto un passo in avanti in questa storia per aver creato algo di nuovo che non era prima. Perché da un paese che stiamo usando, ad esempio prima i sindaci che sono venuti, tante bande, io credo che continueranno a venire perché è una roba originale, unica perché ogni meridiano è differente di che altri, e il libro ha dato testimonianza di questo, e vi fa bene a fare pubblicazione, perché bisogna anche far conoscere, e chi viene e poi porta via anche un ricordo e dice cambio tutto. E resta come si dice la olme, la traccia, dice che un paese rappresenta. Quindi questo grande risultato per dare ad AEL insomma risorse, ma dopo non dome ad AEL, perché guardi se ho fatto testimonianza, se stai un po' come io questo, e ha portato a il messaggio dei meridiani in tanti paesi del Friuli. E si è riscoperto questo modo di misurare il tempo, un modo antico, un modo ecologico, un modo che resta sempre valido. Quando non sarà più il sorelli, non sarà neanche più la vita. E quindi sono sicuro che questa sarà le maniere più lunghe per misurare il tempo. Anche il collegamento con Pesaris, il paese degli orologi, lì sono un po' più matematici, nel senso che hanno fatto una roba meccanica, invece i meridiani sì, rispettano delle regole precise di calcolo, però, e fanno sempre fonde al sorelli, a questa grande forza di energia, di vita per noi. E dopo i disegni, ma io credo sono tutte le frasi, i mottos che accompagnano i meridiani. Perché questa è la biela. Durante che io avevo tirato fuori tante anche le savietà, le cose importanti che le culture furlane ha testimoniate e scritte tanti anni. Non dopo che furlane, sono partiti con il greco, ma anche alle altre in gradese, alle altre in italiano, veramente, io credo anche in inglese, per se di qualche roba, e dopo tanti furlani. Tanto furlan per significare che ho vinto delle radici forti, ho sinleato nel territorio, nel stretto. Prima vi vedo delle fotografie, no? Allora, questi municipi, ma ho credo, rispetto a tanti robe come questa, forse non è l'edificio più bello, no? Mi pare che avrei bisogno di qualche strada. Forse c'è che di Franz Josef non avrei fatto un municipio così, non avrei fatto un po' più bello. Per dire come è importante mantenere
un'identità, la bellezza di un paese, amare a Chiesa, Furlan e anche il mare del club con chiudono dice una debolezza dal Furlan, della cultura furlana. Io non credo che sia una debolezza, perché vivi bene in un look che sia di passare gran parte di questi tempi e ci vedi che io il conto, farlo diventare sempre più bello e sia di una roba importante. Ossia queste me curte interventi, chiaramente diciamo, grazie a Aurelio e a tutto il gruppo del Circolo Culturale La Varca per questo lavoro, citante una meridiana e io che le chiese dai vecchios, le chiese del polso del comune, a casa di riposo comunale, e le scritte te meridiane. Il tempo passa, l'amore resta. Io credo che sia di una bella espressione di queste culture perché che sono lì, magari ti aiuti in sai delle loro vite e che riguardano l'amore che resterà per sempre, come il credo di questi meridiani che saranno per sempre. E allora proseguiamo sempre con Giulia della Peruta e Jeremy Serrano. Allora in tema di amore, visto che sì, ho presenti due top, quali troviamo a vi presento due brani di quelli più famosi per il mio repertorio del soprano musico leggero, famosissimi che sicuramente conoscerete. Il primo è tratto da Gianni Sticchi di Puccini. Il personaggio è una ragazzina giovane, 16 anni più o meno, Lauretta, innamorata di Riluccio, classico amore contrastato, e in questo caso lei non può far altro che cercare di convincere il suo papà, il suo babbo, perché siamo a Firenze, di poter sposare Riluccio, un mio babbino caro. Passiamo alla struttura del libro. Brevemente vi farò vedere alcune immagini per farvi capire
in pratica come il libro è stato strutturato, visto che ne abbiamo accennato poc'anzi. Non serve che aggiungiamo altro. La meridiana della canonica, Aiello il paese delle meridiane, un itinerario insolito per scoprire e ammirare tra storiche borgate le 100 meridiane. Qui devo fare anche un altro ringraziamento, non so se stasera qua, se è arrivato magari in ritardo, c'è Vittorio, no, Amanzio, poi ne parliamo. Vittorio Anastasia, che è il titolare della Ediciclo Editore. Ediciclo Editore, eccolo qua. Ecco, se ti alzi in piedi un applauso vorrei nei confronti di Vittorio. Ci conosciamo da diverso tempo, lui ha anche stampato di Portogruaro, una casa editrice specializzata in particolar modo per i percorsi lenti, quindi bicicletta, a piedi, e ha già stampato la nostra guida Il Cammino Celeste. Adesso si è impegnato nei nostri confronti a stampare questa pubblicazione. Ma non solo questa, vi preannuncio anche una seconda pubblicazione che verrà presentata qui il 5 maggio, tratterà un argomento molto importante, scritta da Andrea Bellavite sulla Basilica di Aquileia. Anche questo sarà un bel libro che avrà diciamo, una visione al di fuori anche del nostro territorio nazionale. E quindi lo presenteremo qui in primis proprio il 5 maggio. Allora, grazie Vittorio con la tua con Ediciclo Editore, con la tua azienda, che hai accettato di unirci a noi in questo progetto e affrontarlo per il futuro. Io spero naturalmente che possa avere successo sia questa pubblicazione, la prossima, come lo è stata anche quella precedente, perché adesso dobbiamo anche riparlare per la ristampa del Cammino Celeste. Allora, detto questo, proseguiamo, vi faccio vedere solo alcune immagini. Qui abbiamo prima accennato storia, tradizioni e meridiane, e quindi avremo dei testi non molto lunghi. Ecco, questa è la pagina che riguarda la festa delle meridiane. Vedete anche la banda che ci accompagna ogni anno all'inaugurazione di queste meridiane. È bellissimo girare naturalmente per le vie del paese con la banda e con tanta gente a presentare l'autore e l'opera. E poi abbiamo la suddivisione qui delle varie zone. Le zone sono 8, no? Abbiamo Banda Crauì, poi abbiamo dove sono presentate anche i vari edifici storici, con Villa Perinello e la chiesetta di San Nicolò. Poi abbiamo la zona 2, la villa, quindi la piazza, no? Con la chiesa di Sant'Ulderico, San Giovanni Nepomuceno e le varie meridiane che si trovano nei contorni. Poi abbiamo la zona 3, Borgo dei Frati, e qui abbiamo la chiesa di San Domenico, qui anche dove ci troviamo noi, e quindi abbiamo solo questo edificio storico in questa zona qui, con numerose meridiane. La zona 4 invece è il Pascut, tutte le ville. La zona 5 abbiamo la zona della Moravizza con il castello, il municipio, l'edificio scolastico Don Giovanni Bosco, e poi passiamo alla zona 6, Banda Uannis. Non ci sono edifici storici, ma ci sono tante meridiane. E zona 7, Uannis, quindi il paese con Villa Ines, il palazzo Strasoldo Sofumbergo Frangipane, la chiesa di Sant'Agnese, la Torassa, la casa de Senibus e tutto il complesso della Centa, che devo dire stasera qui abbiamo anche i nuovi proprietari che si sono veramente impegnati in tutti questi anni a ristrutturare questo complesso antico, e recentemente su Casa Antica, una rivista importante a livello nazionale, è stato fatto un servizio
praticamente di mezza rivista, almeno una quindicina di pagine se non sbaglio, presentando proprio nei dettagli sia la Canipa, sia la casa del curato, sia la chiesetta di Santa Lucia, ma in particolar modo tutti gli interni che sono stati riportati proprio con mobili antichi del passato. Quindi direi non li conoscete queste persone, ma sono in fondo, ma meritano veramente un grande applauso per tutto quello che loro hanno fatto. Loro sono venuti qui da Muggia e con amore naturalmente e la loro passione stanno ogni fine settimana a dedicarsi per questa ricostruzione e rianimazione del passato dell'antica città. E poi abbiamo il territorio anche dei territori di Aiello con i mulini, il mulino Novacco, Sardon, Miceo, Tinonin, ma anche le chiese di Colloredo, la chiesetta di Colloredo, del Crist e di Santa Lucia di Ioannis. Questa è la ghiera che presenta le meridiane, e quindi le meridiane diventano appunto, come dicevo all'inizio, una scusa per presentare il paese. Il cortile delle meridiane. Michele Formentini, qui abbiamo il figlio, io prego che si alzi, merita veramente. Quando abbiamo cominciato è in forma naturalmente, però la sera non preferisce muoversi più di tanto. Quando abbiamo avuto modo di parlare all'inizio, quindi di oltre 20 anni fa, ho iniziato a parlare con suo papà, gli ho accennato a questo progetto delle meridiane che volevo così un po' portare avanti in paese, e gli avevo accennato che non era facile trovare le pareti dove poterle fare sulle varie case, e il cortile delle meridiane si prestava particolarmente, che poi tra l'altro non è che adesso lo chiamiamo cortile delle meridiane, ma il cortile delle meridiane è nato da Paolo Medeossi, che durante una serata sui Cercaluna, lui parlando, perché non si rende conto che delle volte dice delle cose che rimangono nella storia, ma guarda, eravamo in fondo che c'era questo temporale in attesa, cosa facciamo qua? Dobbiamo trasferirci all'interno, e che poi siamo stati all'interno in diretta con i dipinti che si stavano facendo, ma guarda che bel cortile delle meridiane. Cioè, cosa che hai detto? E da lì è nato, abbiamo battezzato il cortile delle meridiane. Se posso dire una parola, ho sentito qualche settimana fa l'arciduca Marcus d'Asburgo, ve lo ricordate, che è venuto qua per i 200 anni della fiera di San Carlo, e tornando a casa lui si è portato i dépliant del cortile delle meridiane, no? E mi ha chiamato e mi ha detto: ma sai, a Aiello quel giorno c'era una grande confusione, c'era la festa, c'era tutto, vorrei tornare in forma privata a vedere, forse in giugno di quest'anno, se ce la faccio, il cortile delle meridiane. Quindi l'arciduca vorrebbe ritornare perché questa cosa delle meridiane lo ha particolarmente colpito, e forse lui alla Kaiservilla a Badische non ne ha nemmeno una, bisogna chiederglielo, no? Casomai abbiamo noi, no? Grazie di tutto, grazie. Allora, come è nato, no? Voglio soffermarmi un attimo a questo cortile, ecco qua, è al museo, perché il museo della civiltà contadina che qui presentiamo, non so se ha visto il libro, è arrivato a casa, sì, ecco, ha oltre 20.000 pezzi, no? Distribuiti su 2 piani e lungo 100 metri questo fabbricato, e lui mi disse: ma guarda, è una cosa veramente che mi interessa approfondire, se ti va, no? Tutta la parete è tua, no? E l'ho preso sulla parola, perché siamo arrivati a fare ben 20 orologi solari e con una bella soddisfazione. Quindi grazie a suo papà, grazie anche a lei, no? Qui siamo stati giù, non serviva andare sopra, siamo abbastanza grandi. Ma tra l'altro, caro Aurelio, il legame della nostra famiglia con l'Aiello è molto lungo, anche voi sapete che il monastero qua è stato
fatto per i domenicani con un lascito di Bartolomeo Formentini, credo alla fine del 600, insomma, poi anche un altro ramo ha vissuto in casa Attems alla fine dell'800, quindi ricorsi la storia ci sentiamo veramente appartenenti anche noi cittadini di Aiello. Grazie di questo. Grazie a voi. C'è uno spazio dedicato specificatamente alle 20 meridiane del cortile. Qui vedete uno schizzo dove sono poi indicate coi vari numeri e poi ogni meridiana viene presentata, ecco, come ad esempio questa è la prima che è stata fatta nel cortile delle meridiane. La vita gli è fatta di sorelli e in pratica qui vediamo la semina, vediamo il primo raccolto del frumento, quindi al solstizio d'estate, poi passiamo all'equinozio d'autunno, il secondo raccolto, il grano turco, l'uva, e l'inverno, il solstizio d'inverno, qui con i frutti, la polenta, il vino in particolar modo. E poi ogni meridiana del cortile ha un suo schizzo specifico, poi vi dirò chi lo ha anche realizzato. Andiamo avanti, insomma, no? Qui abbiamo le varie zone, come vi ho detto, qui vediamo giù al Novacco la casa del Mugnaio, ed è il paese suddiviso nelle 8 zone dove sono presenti le varie meridiane. Vedete, questa è la zona 1, diviso nei vari colori e specificando sopra poi anche i vari riferimenti. Non mi soffermo a lungo, mi soffermo invece su questo dipinto, su questo disegno, perché su ogni suddivisione di zona è stata suddiviso con dei disegni che qui li vedete. Io vorrei invitare chi li ha realizzati, è di Aiello, se vuoi Roberto Brandolin, un applauso a Roberto Brandolin. Roberto Brandolin ha realizzato il calendario di Sodaltor quest'anno e il tema appunto erano gli edifici pubblici di Aiello, e qui ne vedete alcuni, insomma, no? Vedete qui la chiesa dei frati, vedete la statua di San Juan, qua abbiamo il molino di Misceu, su quest'altro lato vediamo il municipio e poi vediamo l'arena, che qui la vedete in grande, e anche via Juanis con la meridiana universale. Quindi non è che hai fatto solo il calendario e quindi hai partecipato alla realizzazione di questa suddivisione di zone, ma hai fatto anche una meridiana, no? Hai fatto una meridiana qualche anno fa nella casa di riposo Mafalda, una bella meridiana che il dottor Fontanini ha anche citato il famoso motto. Quindi grazie per il tuo intervento e sicuramente per il prossimo anno faremo un'altra bella meridiana che quest'estate ne parleremo di nuovo a riguardo. Grazie Roberto. E quindi vi faccio vedere solo alcune immagini riguardo Banda Clauì. Qui vedete la villa Perinello, che è proprio adiacente alla piazza. Vedete un breve testo storico, non troppo, insomma, no? Perché oggi siamo abituati a memorizzare molto le immagini e quindi le foto diventano di estrema importanza. E qui una serie, diciamo su 2 pagine, una serie di immagini. Vedete questa meridiana con gli uccellini dei vari periodi dell'anno. Ho notato anche l'autrice che è arrivata da Spilimbergo, se vuoi alzarti un applauso anche alla signora Balì, che è venuta qua, che ha vinto 3 anni fa questo concorso che facciamo ogni anno. E poi le altre meridiane, vedete Casa Marcon, Sabadini, Casa Cantarin San Pietro, che è stata inaugurata l'anno scorso, e poi queste altre meridiane Pantanali, Tivan, e questa Tommasini Forte,
E poi abbiamo un'immagine, diciamo, di doppia pagina. Questa invece è la meridiana di casa Conte Bonin Fantin. Su un grande masso levigato è inciso proprio la meridiana su queste antiche pietre. E avanti poi, qui siamo nella Canonica, ne abbiamo parlato prima, casa di Piazza Pagarin e poi anche la casa Pontel Pontone, no? Quindi questa è la struttura, no? Per concludere, poi qui abbiamo un altro edificio storico che è la chiesetta di San Nicolò, con il breve testo. Bene, allora la struttura è questa, non vi dico di più perché altrimenti dopo non prendete neanche il libro. Costa 15,9 di copertina e questa sera lo faremo 15 per arrotondare naturalmente il prezzo. E sono tutte le varie zone. Al termine naturalmente delle 8 zone di Aiello abbiamo i simulatori mnemonici, è qualcosa di straordinario, che sono presenti nella sala consigliare del comune di Aiello, e per questo, no, l'ideatore è Carlo Bressan, vorrei chiamarlo qua, ma non solo lui, vorrei chiamare anche chi del Malignani ha costruito, Ranieri Borelli, se vuole venire, ma non c'è solo lui, ma c'è anche Rudy Malacrea. Non vuoi venire un attimo fin qua? No? Bastano due, no? Ci racconti un po' la storia? Sì. Quando racconto le storie meridiane, prima di passare al laboratorio, devo ricordare una cosa: la vocazione delle meridiane d'Aiello risale ad epoca romana. Questo sono giornalista, è importante ripeterlo ogni volta, perché il territorio di Aquileia era il principale produttore di orologi, non da polso, ma scafen emisferiche, e ce ne sono diverse al museo. Per cui noi ci appropriamo di queste radici, che fa sempre bene avere un po' di storia alle spalle. Poi arriva Franco Bressan, che inventa proprio le idee, sono sempre sue, devo dire, il collega. Scusa, Franco Bressan direi che... Sì, Franco Bressan, vabbè, Franco Bressan cosa fa? Come altri colleghi fa un progetto della piazza di Palmanova, un tombino di ghisa, un tubo di ferro, e sopra la piazza di Palmanova inventa un sistema, cioè, di simulazione del movimento del sole, e come nel centro della piazza c'è lo stendardo di Palmanova, Mone, e questo progetto va alla Biennale di Venezia, Biennale Architettura. Per cui Franco ha messo a punto questo sistema che si basa sul fatto che il sole, la luce, ruota attorno ad un asse che, diciamo così, passa per la punta del vertice dell'Ognamone. Ecco, da lì poi nella scuola si è andati avanti con la didattica, cioè con alcune ore durante l'anno in cui si spiegava ai ragazzi come funziona la meridiana. Questo progetto invece è nato sviluppando il primo prototipo fatto da Franco in modo molto sofisticato, perché qua c'è di tutto, siamo i Malignoni del Malignani, ci siamo trovati in 4-5 del Malignani e abbiamo messo a punto questo sistema. L'ha realizzato fisicamente nella progettazione esecutiva e altro, l'ha fatto Ranieri, Burelli e suo figlio Luca la parte elettronica, informatica. Tutto questo si è potuto realizzare perché il comune di Aiello, il sindaco nuovo, e i Malignani, Niger Malacrea, hanno messo a punto un progetto Interreg con la Slovenia, e siamo riusciti a fare questo laboratorio. In pratica questo è un simulatore che spiega in pochi, diciamo così, una decina di minuti come funziona la meridiana orizzontale, le prime, diciamo, le meridiane orizzontali. La prima meridiana è il corpo dell'uomo nella savana, misura la lunghezza dell'ombra e sa quando deve tornare a casa, alla capanna.
poi si va nell'epoca così egizia e altro, e lì abbiamo i sacerdoti depositari del sapere che serve all'agricoltura, per cui un sapere è un valore economico, e le troviamo così nel Medio Oriente, le troviamo anche a Roma, trasportate a Roma dopo la conquista ad esempio di Siracusa. Le copiano male perché all'inizio i romani sono un po' militaristi, per cui fanno quello che possono, sbagliano, non tengono conto della latitudine. Piazza Montecitorio c'è questa grande meridiana, ne troviamo dappertutto. Poi si passa alle meridiane, dove sono andate? Ecco, verticale, non vedo. No, qua non c'è. Ah, non c'è. C'è il verticale, e abbiamo fatto un simulatore che praticamente diciamo, questo non è comandato, la luce è comandata sempre da una console, ma diciamo così, si può spostare la parete e si fa capire ai ragazzi come l'ognomone resta fermo, tranquillo, al suo posto, perché è indirizzato sempre verso la stella polare, parallelo alla stella Terra. E invece si può costruire la meridiana a secondo, cioè in qualsiasi posizione del muro. Poi lo sposto e riesco a farvi vedere come, se a sud mi viene bella una meridiana con due baffi belli, una retta tranquilla, orizzontale dell'equinozio, mentre se sposto il muro declinante a est o altro mi devo fare due bei baffi e una retta obliqua. Ve lo dico così, ma il laboratorio è molto semplice, perché si fa vedere, è comandato e comandabile anche dai ragazzi, perché c'è una console, uno schermo dove uno dice fammi la simulazione per Aiello, oppure per Swan, oppure per Oslo, e una slitta cambia la latitudine, cambia la posizione del sole, luce, e poi gli dai l'ordine, dice dammi l'alba, il 31 o il 23 dicembre, insomma cambio l'ora, cambio tutto. E questo vale per... Questo invece è un simulatore realizzato da Pino Milito, che ha realizzato il figlio Luca, e hanno preso un pallone di Palagim, l'avevo visto in una palestra, e loro ci hanno lavorato una settimana in vetroresina e sono riusciti a fare una grande sfera. Poi Burelli ha realizzato questa struttura, e qua noi con una luce riusciamo a far vedere appunto come funziona la meridiana su una sfera, sulla Terra. Ecco. Per cui abbiamo tre posizioni diverse. In un'ora si riesce almeno ad avere l'idea, anche se l'idea principale è prendere un ragazzo, metterlo su una piattaforma e aspettare 5 minuti e dirgli da che parte viene la tua ombra, e chiederlo a tutti, e non tutti rispondono bene di qua o di là, destra e sinistra, cioè sempre un attimo, per cui si passa da un'esperimentazione così molto viva, cioè per stimolare i ragazzi. Questo strumento qua è proprio per stimolare la conoscenza. Grazie. Grazie Carlo, grazie Danieli, grazie Franco e grazie a Rudy Malafia. Proseguiamo con un'altra immagine, ed ecco qua, ne abbiamo parlato, Nel segno del tempo, un bel progetto. Ho visto che è arrivato in ritardo da Pesaris Amanzio Solari, io lo inviterei a venire qua. Vieni Amanzio. Amanzio Solari è una persona straordinaria, è il cuore, un applauso a lui, del progetto degli orologi di Pesaris, di questi bei monumenti che praticamente sono stati realizzati lungo le vie del paese. So che tantissimi turisti vengono soprattutto durante il periodo estivo, no? Come sono andati in questi ultimi 2 anni diciamo, questa bella iniziativa? So che c'è anche un museo che deve essere fatto. Allora, è nata quasi per caso questa iniziativa 15 anni fa,
e con un contributo europeo la Solari ha sfornato parecchi, quando l'orologeria era meccanica, ha sfornato parecchi appassionati che sono andati in pensione e questi hanno pensato a quegli orologi che vediamo in giro per il paese. Sono stati realizzati dal Comune con un contributo europeo e grazie anche alla provincia abbiamo pubblicizzato questa cosa e stranamente ha creato un giro che se non avessimo fatto questa cosa il paese sarebbe morto veramente. Veramente questa cosa è importante, cioè il tempo è una cosa sentita come è sentita qua, credo ad Aiello, no? E quindi questo ci sprona ad andare avanti in sostanza. Speriamo dobbiamo fare ancora molte cose e speriamo di riuscire insomma a fare. Bene, devo dire, abbiamo unito alcuni anni fa le due amministrazioni, l'amministrazione comunale di Aiello con il sindaco Roberto Festa, abbiamo fatto una bella festa all'inizio della valle proprio all'inaugurazione di una bella meridiana, era presente anche l'assessore alla cultura Betty Bordignon e c'erano 150-200 persone, tutti si fermavano, poi c'era da mangiare per tutti, eravamo nell'albergo diffuso qui abbiamo la figlia della signora Cimenti Enrica, che abbiamo raccontato anche una bella storia quando siamo andati su alla festa proprio dei Fasui, proprio su a Pesaris, e nell'albergo diffuso di Cimenti abbiamo fatto l'inaugurazione di questa bella meridiana con le due amministrazioni, appunto mettendo le basi di questa diciamo, amicizia tra Aiello e Pesaris. Quindi abbiamo fatto anche un bel pieghevole che per chi vuole lo trova in fondo alla sala, che può prendere come promozione, legando questi due paesi, un progetto in particolar modo per coinvolgere le scuole di fuori della nostra regione, di modo che vengano un primo giorno a vedere le meridiane di Aiello e quindi rimangano nel territorio a dormire, e l'indomani visitano appunto il paese degli orologi e col suo bel museo. È un percorso lungo che va avanti a piccoli passi, però dei risultati insomma li dà, come ad esempio ad Aiello l'anno scorso sono venute circa una quindicina di corriere da varie parti, anche domenica arriva dalla zona di Treviso un pullman con 50 persone a visitare qui le meridiane. Fa piacere perché legano molto spesso Aquileia con Aiello o Palmanova con Aiello, per far vedere delle realtà importanti conosciute appunto da tantissimo tempo e realtà da scoprire come appunto sono le nostre meridiane e come sono gli orologi del vostro bel paese e della vostra bella valle pesarina. Grazie a Manzio che sei venuto giù a battezzare questo nostro bel progetto. E il libro poi è anche strutturato in fondo con tutte le informazioni turistiche di Aiello e di Pesaris, ma non solo, i posti dove andare a mangiare ad Aiello e nei territori vicini, dove andare a dormire, come si arriva ad Aiello in aereo oppure in macchina o in treno, insomma dare la possibilità con la guida di avere delle informazioni tutto tondo per chi desidera trascorrere un periodo nel nostro bel paese. Detto questo, direi che possiamo avvicinarci verso la fine di questa serata e quindi facciamo un'altra musica con Jeremy e la Giulia. Rubo un minuto, signor Aurelio, per dire che non sono riuscita a fare un percorso sul tempo, però questa serata
pensandoci adesso mentre ero seduta lì, mi ha dato l'occasione per fare un bel percorso mio, personale. Sospiro dall'anima perché quando ho iniziato nel coro c'era un appassionato che dava 50.000 lire all'epoca ogni volta che cantava il Sospiro dall'anima, quindi per me è diventato un collettone. La seconda, Serenade, perché non sono figlia di nessuno e per studiare ho sempre lavorato. L'ultimo lavoro è stato in Frasca e Twas den Voikas son dos Stelis mi è stato cantato diverse volte dagli avventori nel locale, o poi mi chiedevano di cantare con loro e via dicendo. Ho mio babbino caro, mio babbo cantarlo. Adesso il brano che vi canterò è uno dei ruoli che io sogno di debuttare da tanto tempo e spero che arrivi quel giorno. Siamo nel Rigoletto di Giuseppe Verdi. Gilda, anche lì è una ragazzina, 16 anni più o meno tutte queste età. Le ragazze delle opere, ha appena visto Gualtier Maldè, che in realtà è il duca di Mantova, che si dà questo nome fittizio per non essere riconosciuto da lei, e canta quest'aria con l'ansia, col palpitare del cuore di quando ha appena visto questo bellissimo ragazzo e si scopre innamorata. Un'aria meravigliosa per soprano, tante volte ascoltata, cantata male purtroppo, tante volte, ma sono contenta di potervi anche spiegare cosa succede in quest'area, perché tante volte non si capisce quello che diciamo per questioni di frequenze e di posizioni di bocche, eccetera, che noi dobbiamo mantenere, ma ha tutta la freschezza di un'aria cantata da una ragazzina innamorata. Caro nome.
Allora siamo arrivati alla conclusione di questa serata, io spero che sia stata di vostro gradimento, e prima di chiedere un bis finale, cioè veramente, vi voglio recitare una poesia che è stata scritta mentre eravamo per motivi di lavoro a tavola con un imprenditore napoletano, parlando appunto delle meridiane di Aiello. Lui è rimasto affascinato e ha preso il tovagliolo proprio dopo il caffè, hai una penna? Sì, e si è messo a comporre delle parole dedicate appunto alle meridiane. Il titolo è Dove osano le meridiane. Momenti di gloria di altri tempi. E tu guardi il tuo computer e scappi. Ma dove vai? Fermati là. Osserva il tempo che passa e la luce che segna. Osserva, pensa e aspetta. Avrai vissuto meglio, avrai dato di più, avrai segnato la tua vita con il tempo segnato dalla luce. Luigi Iorio di Napoli. Per la scelta del bis sono andata su un repertorio ancora diverso e a me molto caro. Se penso alle meridiane penso a un tempo che sembra diverso da quello che viviamo attualmente, o almeno il tempo che vivo io tutti i giorni, sempre di corsa. E questa dimensione la ritrovo quando canto musica sacra. Il brano che vi presento è un'Ave Maria che io adoro e che secondo me è il fermarsi del tempo, qualche cosa di atemporale, un momento, un brano che io propongo molto, ma che piace sempre, ma nessuno sceglie, per dire. È un'Ave Maria di Caccini, quindi andiamo, anche se non era veramente di Caccini, andiamo più o meno al 500-600, ma una piccola chicca che si ascolta poco, ma che trovo deliziosa.
Grazie agli ospiti, al dottor Pietro Fontatini, al nostro sindaco Andrea Bellavite, al nostro giornalista Paolo Medeossi, a Carlo, a Ranieri, a Franco, a tutti quelli naturalmente che, a Loredana, naturalmente che hanno mantenuto piacevole, almeno così me lo auguro, questa serata. Siamo arrivati alla conclusione, qui abbiamo i libri, costa 15 euro, vale la pena questo acquisto, in particolar modo per la gente di Aiello che può fare anche un dono alle persone che sono da fuori, in particolar modo anche agli emigranti, se vogliono vedere le vie, le piazze, gli edifici storici, le chiese, i mulini del nostro bel territorio. Mi auguro che in tutte le vostre case ci possa essere quest'opera. Grazie di nuovo e buon proseguimento di serata. Grazie.